La comparanza è una forma di parentela, più stimata della parentela di sangue. Tra compari ci si vuole bene come fratelli. Il compare vuol bene alla comare, la considera un'amica con la quale ci si può confidare e scherzare, ma sempre nei limiti dell'onestà. Il figlioccio è per il padrino un vero figliuolo d'amore e la natura, si dice, contribuisca a ciò. Di liparrini si piglia alivini. Il comparatico tra figlioccio e padrino si spezza al venir meno di uno dei due. O parrino muriu e a comparanza spariu. Morto figliozzo, o compari rarreo cozzo. Nella comparanza il sacro e il profano si mescolano, come avviene spesso nelle tradizioni popolari, ma in questo caso tutto è permesso, poiché si compie sotto la protezione di un santo che detta le regole, San Giovanni. L'onestà della comparanza è sacra e guai a chi con atti, parole o semplici pensieri pensi di offenderla, pena le ire del santo protettore. San Giovanni non vuole inganni. E un proverbio avverte: ci sono chi che hanno a dare conto a Dio, gli iurici, i parrini e i compari rivattio. La carne però è debole e talvolta la comparanza tra compare e comare diventa qualcosa di più di una semplice amicizia. A volte le avance si riescono a fermare. Gannare a San Giovanni non è di noi, siamo compari, amici e niente più. Ma c'è quando non si riescono a fermare. Stu favori l'hai a fare a me compari, chi me l'ha domandato per piacere. Non di certo un mi posso tirare, mi retti l'appuntamento e c'hai a giri. Si potrebbe anche discernere sugli effetti sociali del comparatico, di quanto sia un bene e quanto sia un male. Questo fa l'autore nel suo documentario. Vengono trattati i vari temi del comparatico e presentati luoghi e situazioni che ci portano in un mondo a noi un po' lontano. Con un racconto pacato, corredato da immagini, musiche, filmati, poesie e racconti, l'autore ci fa rivivere le emozioni di una tradizione ormai in estinzione. Ci fa intuire l'importanza sociale che questa rivestiva e riflettere sulla perdita di identità della gente quando non si ha più memoria delle proprie tradizioni. Auguro a tutti una piacevole visione. Il termine comparatico di origine siciliana indica il rapporto che intercorre tra due compari o due comari e in questo caso è detto comaratico. Diventare compari in Sicilia vuol dire impiantare un rapporto di parentela spirituale che diventa più stimata della parentela di sangue. I compari si debbono voler bene come fratelli e il più grande deve avere una sorta di venerazione per il più piccolo. La comare non va toccata, merita il massimo rispetto. È un'amica con la quale si può conversare, scherzare, ma senza troppa familiarità, nei limiti dell'onestà. Fra i compari non viene dato del tu, ecco perché tra fratelli e sorelle a volte si dà il voi, seguito dal cummari o compari. È un rapporto sacro e questo concetto lo si apprendeva sin da ragazzini. Scriveva il P3 che ad Assoro, in provincia di Enna, i fanciulli di ambo i sessi si strappavano un pelo delle palpebre o un capello e, bagnato dalla propria saliva, l'un l'altro se lo scambiavano sopra un coccio, lo rompevano in due e lo conservavano con vera religione. La formula pronunciata per il comparatico era questa: compari semo, compari arristamo, veni la morte e ni spartemo, e la fedeltà dura tutta la vita.
Il comparatico si può stringere in 3 modi: facendo da testimoni alle nozze, diventando cumpari o cummari d'aneggio, tenendo a battesimo un figlio dell'amico o dell'amica, diventando compari di coppola, ossia di berrettino del neonato o di San Giovanni, per il patronato del santo sui battezzati, stringendo comparatico o comaratico nella notte del 24 giugno. Le forme per stringere il comparatico sono varie. Sulle Madonie è uso scambiarsi un garofano rosso e mangiare insieme dopo aver recitato alcune formule. Nel messinese la cerimonia avviene attraverso lo scambio di un confetto. In altri posti è d'uso bere un sorso d'acqua salata o intrecciare i capelli dei compari. In altre zone dell'isola ci sono le cosiddette comari di basilico. Questo comparatico lo si stringe inviando precisamente un vaso di basilico alla persona con la quale si vuole annodare uno speciale vincolo, che poi è sempre rispettato nella vita quotidiana. Il più forte fra i vari comparatici è quello di San Giovanni, in cui si affida la propria amicizia al santo. Al fine di diventare compari o comari, presupposto essenziale è uno stretto legame d'amicizia e una profonda fiducia. Giurare su San Giovanni Battista, protettore del comparatico, è come giurare su Dio. Lo scandalo più grave sono le offese, le ingiurie e San Giovanni non perdona i litigi. Fra la gente della cosiddetta onorata società, il San Giovanni può avere una doppia componente. Può essere un bene in quanto risolve diverbi fra persone che altrimenti potrebbero sviluppare una spirale di vendetta. Il diventare compari significa diventare amici e fidarsi l'uno dell'altro. Non c'è offesa più grande per un siciliano che vedersi rifiutata una proposta di San Giovanni. In occasione della festa di San Giovanni, il 24 giugno, è usanza in alcuni luoghi consegnare un regalo al compare o alla comare. Ma il comparatico può assumere un aspetto negativo anche nei confronti della società se viene stipulato con intendimenti malevoli, quali quelli di contrarre la parentela spirituale per far diventare complice di persone che altrimenti potrebbero nuocere all'organizzazione malavitosa. Questo, a larghe vedute, sembra essere il filo conduttore della clip della Filippo Leonardi Band dal titolo Hanno mazzato cumpari Turiddu, che esprime anche quel forte senso di sicilianità che regna nei nostri animi. Hanno mazzato compare Turiddu, l'hanno mazzato mezza via, fu quando era in casa mia, l'hanno mazzato, tiro là. Torna a noi ogni giorno, la vita passa e noi ne avremo, facciamo finta di campare, mangiare, dormire e travagliare, e siamo buoni per parlare, fare ne fottere e bestemmiare, gente poco, gente niente, quasi tutte delinquenti. Siamo più meglio, siamo più forti, incontrare noi nel giapponese, e poi partiamo più contenente, poi ne fare scarpiare. Siamo più meglio, siamo più forti, incontrare noi nel giapponese, poi partiamo più contenente, poi ne fare scarpiare. So continente, non conti mica, canato per racconti più picca, levati qua, vendete da, levati da, ritorna qua. E noi fanno chi che vogliono, un tempo tindio, tempo buono, e se qualcuno si vuole ribellare, uno di noi lo fanno ammazzare.
Simi più meglio, simi più forte, non c'era noi né giapponese, e poi restiamo a tagliare, calama a testa senza sciatare. Simi più meglio, simi più forte, non c'era noi né giapponese, e poi restiamo a tagliare, calama a testa senza sciatare. Diciamo sempre a raccangiare, sta vita infame non può durare, ma poi inchiurimi non si porta, fuori ne sciata la sama morte. A morte, non si discute, se poi era l'auce che se ne fotte, non ci sentiamo, non ci vedremo e non sappiamo manco parlare. Se mi più meglio, se mi più forte, non c'era noi non giapponese, abbiamo rabbia menzidente, non sappiamo liberare. Se mi più meglio, se mi più forte, non c'era noi non giapponese, abbiamo rabbia menzidente, non sappiamo liberare. Ammazzata compare Turiddu, hanno ammazzato mezza via. Fu quando era in casa mia, l'hanno ammazzato, trollalo. In Sicilia il termine compare è molto diffuso. Deriva da compadre e viene usato spesso come sinonimo di padrino e amico. Non a caso le classi sociali meno agiate e i giovani lo usano per sottolineare l'importanza e l'autorità sulla propria famiglia e sulle decisioni da intraprendere. La figura del compare si affermò in Sicilia nell'Ottocento, sostituendo il don di chiara origine spagnola. Le figure più conosciute sono compari Turiddu e compari Alfio, della cavalleria rusticana di Mascagni. Così come recita un antico proverbio, i parenti si subiscono, ma gli amici si scelgono. Il compare era quell'amico che spesso si sostituiva ai fratelli e alle sorelle nei sentimenti di chi lo aveva scelto. La moglie del compare, la comare, seguiva le sorti del marito. Con questo tipo di relazione la vita sociale assumeva un percorso comune, in grado di far condividere sentimenti e comunione d'anima. Nell'attività lavorativa si attivava una obbligazione di mutuo soccorso. Anche le corna del compare erano meno pesanti da sopportare rispetto a quelle di un estraneo, tanto che a volte venivano auspicate come segno di indissolubile fedeltà e come prova d'amore. La stima nei confronti del compare a volte nascondeva una tacita ammissione di inferiorità della propria sfera sessuale, tanto da spingere l'uno a offrire in forma molto discreta la propria moglie all'altro per fargli condividere in modo totale le gioie più intime della vita. Nella ottocentesca società di tipo patriarcale, nelle classi meno agiate, se non povere, all'interno della vita matrimoniale, se il marito non era all'altezza del suo compito, o impotente o sterile, entrava subito in gioco la figura del compare, che veniva prescelto appositamente dal marito ed accettato dalla moglie come unica soluzione decorosa al problema della coppia, visto che allora non si poteva disporre né del divorzio e men che meno della separazione. Il compare quindi intrecciava con la signora una relazione con la finalità di assicurare alla coppia una discendenza. Il bambino che nasceva era ufficialmente il figlioccio e anche se somigliava al padre non si gridava allo scandalo e si accettava in forma tacita il patto segreto.
Il comparatico è un legame diffuso anche in buona parte dell'Italia meridionale. Ad esempio in Campania esistono le figure di cumpare e cummara, con dinamiche di rapporto sostanzialmente simili. Lo stesso termine poi viene usato impropriamente per intendere un legame di amicizia a vario titolo. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona un friscaletto, e come si suona un friscaletto e tipiti tipiti ta. Alcara Lifusi vanta mitiche e lontanissime origini che quasi si confondono con la leggenda. Pare sia stato un compagno di Enea, Patrone, detto anche Turiano, poiché nativo della città di Turio, nel suo migrare verso l'Italia ad approdare lungo le coste siciliane e a risalire il fiume Rosmarino, fino ad incontrare un angolo di paradiso riparato dai venti, protetto dalle selvagge rocche dei Nebrodi, a 2 passi dal mare. Ed è in questo tranquillo paese siciliano che feste antichissime, pagane, si mescolano fino a trasformarsi con riti e tradizioni cristiane. Il Muzzuni è considerato l'evento folcloristico più antico d'Italia. In esso si intravedono reminiscenze ancestrali ricollegabili agli antichi riti propiziatori celebrati in onore della dea Demetra, protettrice delle messi. Nell'antichissimo borgo di Alcara Lifusi, in provincia di Messina, il tempo sembra essersi fermato all'era dei miti greci. Fallo per carità, fallo calare. Non lo fare, no, che lo padrone, ma fallo per le povere, se dice ore stare alla boccone, le rene se le mangiano le cani e non se bene vero alla
questo erano muzzoni, era una festa propiziatoria che si inaugurava, ringraziavano il raccolto fatto e inauguravano il nuovo raccolto e lo facevano coincidere nel giorno più lungo dell'estate, che per gli antichi era il 24, non il 21 come è ora. E quindi ha tanto significato, poi c'è il coso del comparatico, il scambio della competta, i canti perché si dicono storie d'amore, di odio, aspettavano quella sera per farsi fidanzati, tanti facevano la dichiarazione cantando e la risposta cantando, come lo stesso se avevano un odio se lo dicevano cantando, quella sera, aspettavano proprio la sera di San Giovanni. Per esempio il grano si semina il giorno di Sant'Antonio per essere pronto come oggi, ma come tradizione proprio il 13 giugno, il giorno di Sant'Antonio, tutti lo seminiamo quel giorno. E poi si raccoglie. A prepararlo siamo sempre le donne e portarlo fuori in processione, insomma, fuori, metterlo sull'altarino e deve essere una signorina. Io in questo caso quando non c'è la signorina ho paura dell'oro e quindi nello stesso tempo lo scendo io, non c'è problema, però la tradizione è così, portarlo a una ragazza. La tradizione dice se non rientra in chiesa il santo alla festa religiosa che non si può uscire perché sono in contrasto la festa pagana con quella religiosa. E quindi di conseguenza si aspetta che è entrato ora San Giovanni e noi l'abbiamo uscito ora. Quindi ora è a disposizione tutta la nottata. Dai all'assari, meglio la morte e non solo dolori. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio setto. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume cori, l'amore mio setto. Para 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 para, pa 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 pa, para 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 pa, para 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 pa, para 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 pa. Con quelle confette si facevano compare e compare, sia uomini e sia donne, oppure un incrocio tra uomini e donne. E dopo si diceva poesia. Capitano questo fiore, che si parte dal mio cuore, se voi lo accetterete che risposta mi darete? Piccolo fiore, grande di sì, accettate questo è l'amore mio, è l'amore mio. Con mare siamo, con mare aspettavamo fino a davvero gli anni San Giovanni. Quando la morte rispartemo,
Nella giornata del 24 giugno si celebrano i riti, le messe e la venerazione a San Giovanni, che nel pomeriggio culminano con la processione del Santo Cristiano, della cui testa ne chiese dono Salomè. Come segno di devozione nei quartieri vengono preparati gli altarini, rivestiti di tovaglie bianchissime lavorate a mano. Dopo la processione, la sera tutti cambiano veste, anche gli altarini si preparano a ringraziare la dea delle messi, Demetra. Vengono svestiti di sacro e rivestiti di profano. Coloratissime pezzare tessute a mano col telaio di legno e i zampitti, caratteristici calzari di origine contadina fatti con pelle di vacca, fanno da sfondo a una brocca adornata di gioielli, i più preziosi delle donne del quartiere. Dal collo mozzato della brocca fuoriescono spighe di grano, fatte germogliare al buio, dette lauretti. Il paesino viene investito da un'atmosfera surreale. Le strade si riempiono di gente e vari gruppi folcloristici, al suono di deliziose melodie tradizionali, intrattengono tutti davanti agli altarini. I turisti, giunti da ogni parte, si lasciano sedurre dalla singolarità della festa e spesso anch'essi partecipano divertiti. La festa si protrae per tutta la serata. Nei quartieri si odono vecchie cantilene, stornellate e serenate d'amore e c'è chi rinverdisce l'antico rito del comparatico, i cosiddetti compari a San Giovanni, che per l'occasione si scambiano doni e fedeltà per tutta la vita. La tradizione vuole che per essere compari o comari, il giorno di San Giovanni vengano rispettate alcune regole. Innanzitutto il rito deve svolgersi davanti al Muzzuni, dove il primo dei due protagonisti del comparatico dice all'altro: «Pittia hai un'amicizia ranni, ni facemo compari a San Giovanni?» «Con tanto piacere», risponde l'altro. I due si intrecciano i mignoli della mano destra e davanti ai testimoni e al Muzzuni recitano cantando: «I riteggio facitene amari, chi ne ficimo compari, zocco avemo, ni spartemo, ma sa nunca ni sciarriamo. Compari semo e compari arrestamo, quando viene la morte ni sciarriamo». Il primo e il secondo giovedì di Carnevale Montedoro li dedica totalmente a due ricorrenze mangerecce, ovvero il giovedì dei compari e il giovedì delle comari. In occasione di questi due giorni, i compari e le comari di battesimo di San Giovanni, come da tradizione, in gran parte dell'isola si riunivano per trascorrere una giornata in compagnia, dimenticandosi per quel giorno le proprie economie, per dare onore alla comparanza,
legame ben più forte della parentela di sangue. Naturalmente si univano ai compari gli amici facenti parte della comitiva. Altrove il giovedì di Carnevale veniva dedicato alla macellazione del maiale, che di solito veniva contrattato e acquistato facendo affidamento sul cumpari ed allevato dalla cummari. Era un momento di riunione e di convivialità al quale veniva dato molta importanza, tanto che un proverbio riportato dal P3 in usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, volume 1, così recita: «Lu ioviri di li cummari, cun navi rinari, s'impigna lu falari», oppure «Lu ioviri di li cumpari, cun navi rinari, si fan prestari». C'è da dire che oltre questi due compaiono altri due giovedì nell'opera del P3 sopra citata. Lu ioviri di li parenti, giorno dedicato ai congiunti che si riunivano per festeggiare, da cui discende il proverbio popolare «Lu ioviri di li parenti, cun navi rinari si vunna erenti». Lu ioviri o vennari zuppiddu, il giorno in cui si doveva mangiar grasso. Al riguardo il P3 ci riporta due proverbi derivati dalla saggezza popolare. Lu ioviri zuppiddu, cun si cammara e peggio piggiu, e lu vennari zuppiddu, cun si cammara, cusà e piggiu. Basta mettere a confronto i due proverbi, si capisce ancora di più la valenza simbolica della riunione dei compari, che in un modo o nell'altro va onorata, cosa che non succede con i parenti. Di tutti questi giovedì, a Montedoro se ne festeggiano oggi soltanto due, lu ioviri di li cumpari e lu ioviri di li cummari. Una tradizione, quella montedorese, che muta con i tempi, e forse è anche giusto che sia così. Infatti, pur continuandosi a festeggiare il giovedì dei compari e delle comari, non lo si fa quasi più come un tempo. Ora la maggior parte delle comitive preferisce alla tradizionale arrostuta con l'amici sicuramente un più comodo ristorante dove si possono trovare le migliori prelibatezze come trippa, stiglioli e roba cotta. Ehi compare, ci può suonare, chi si suona un saxofona, e come si suona un saxofona, tu un saxofona, un friscalette tipititipitita. Cucini, cugnati e compari, spesso le corna ti fanno a trovare. Ammuccia compari, che tutto ti pari. Caro compari, non fare a grinza, chi sta e ne a casa tu mangia. Di lautri santi riritinni, ma un pigliare in prisa con San Giovanni. Con timi a San Giovanni, manco timi a Dio più grandi. Ci sono chidri cannadari conto a Dio, li iurici, li parrini e li compari vattiati. O angelo di Dio, che porti l'ali, ferma, quanto ti dico due parole. Dimmi, quanto si stima una commari? A una commari si ci porta amore. Sai quando si stima una commari? Quanto li stiddi, la luna e lo sole. E quando d'una latti l'occhi cali e sta cerrasso quando è in torsciatune. Oh, quanto è buona sta me commari, u sappi proprio la giaeri, avi u cori granni come u mari, chi vigiani, chi masci e cavaleri. A picciotta ughi, chi ci può fare, beato cu lavi pi muglieri. In casa, perché ci sta me compare? Pittenici cannileri. A tempo di racina e fico, non c'è né compari e né amico.
Con petti russu ficimo a Natale. A mia mi toccao l'upizzo e l'ali, a me compari l'ugna di liperi. Con lo vinnire e l'accattare non c'è né amico né compare. Morsio figliozzo finio comparato. Con lo iennaro e o compare, un minnere e un comprare. Con l'amico e o compare, parra chiaro. Quavi per compare o lupo, meglio che porta o cane al lato. Ehi compare, ci può suonare, che si suona un mandolino, e come si suona un mandolino, a pling un mandolino, tu, un saxofono, un friscalette, tippiti ta.